Giulia, una buona prestazione non è l'unica perché anche le altre, insomma, hai fatto delle ottime gare, come la vedi? Secondo me va bene, però potremmo fare di più in fase sia di attacco sia in centrocampo, perché molto spesso stiamo su, però non riusciamo a tenerla e a concretizzare comunque le azioni e a finalizzare per segnare. Diciamo che sì, tu hai un ruolo molto difficile, lì davanti sei da sola, fai il reparto da solo, quindi cerchi di far rialzare la squadra quando serve e servire le compagne. Manca solo il gol. Sì, è vero, manca solo il gol, però secondo me se continuiamo a lavorare bene e cerchiamo di lavorare ancora meglio di così possiamo riuscire a vincere o almeno cercare di fare meglio anche con squadre forti come il Cortefranca. Infatti oggi era una partita sinceramente sì, difficile contro la prima della classe, ma comunque avete cercato di fare bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo cercato, come hai detto tu, di fare bene, poi ovviamente il distacco tra loro e noi si vede, avremmo voluto fare un po' meglio, anche magari cercare di prendere meno gol e farne anche uno in più. Sfortunatamente Tom ha sbagliato un rigore, ma capita e speriamo che vada meglio le prossime volte. Vai. Carlotta, abbiamo sentito il punto di vista di Giulia Trevigioli davanti, adesso sentiamo il tuo da dietro. Che partita è stata? È stata una partita sicuramente sofferta perché loro magari tecnicamente non sono molto, diciamo, più avanti di noi, però a livello di corsa erano molto più in avanti a livello di preparazione e si vede che magari fanno anche un allenamento in più o che si vede che hanno una tecnica in più, infatti anche fisicamente le vedi, cioè sono tutte alte uguali, tutte magre. Noi invece abbiamo qualche carenza a livello sì, atletico, infatti si è notato perché abbiamo preso i gol non più tanto su azioni ma su ripartenze, su lanci lunghi E sugli inserimenti? e su inserimenti, e questa è una nostra pecca, lo lavoreremo di più durante le prossime settimane. Ecco, diciamo che comunque per quanto riguarda in generale la squadra siete comunque in crescita. Siamo sicuramente in crescita anche perché siamo giovani, è il primo anno che giochiamo insieme, quindi sicuramente si può solo che migliorare, non peggioriamo anche perché per come facciamo gli allenamenti io non credo che ci sarà mai un peggioramento, almeno per quest'anno. Per quanto riguarda sì, gli inserimenti, appunto, era sempre l'inesperienza. Io credo che da qua in avanti dovremo sempre lavorare meglio, lavorare di più e crescere perché bisogna puntare in alto, bisogna puntare a vincere il campionato entro l'anno prossimo. Beh, questa è una dichiarazione sicuramente importante, c'è da far bagaglio come dici e sfruttare benissimo il prossimo anno. Sì, il prossimo anno avremo sicuramente più esperienza, dopodiché dopo 2 anni che giochiamo insieme, per cui è tutto un fattore di crescita a piccoli passi. Queste cadute sono normali, giocare contro la prima in classifica non ci si può aspettare di fare una partita facile. Abbiamo tenuto bene un buon tempo e mezzo, dopodiché si sono viste le difficoltà. Mister, era la penultima d'andata, una sorta di verifica per quanto costruito fino ad ora. Sì, allora contento a metà. Un buon primo tempo, siamo andati sotto e l'abbiamo riaperta, abbiamo fatto i primi 25 minuti secondo me molto bene, tenendo testa in ogni momento della partita, in ogni zona di campo, una squadra obiettivamente in questo momento più forte di noi, più esperta di noi, con individualità superiori alle nostre, però sono contento per quello che abbiamo sviluppato, quello che stiamo sviluppando, quello che stiamo costruendo. Ripeto, siamo sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare, però questa è la strada giusta. Secondo me oggi, in una partita come quella di oggi, impariamo tanto e ci insegna che non bisogna mollare mai, bisogna sempre crederci, tenere alta l'attenzione, la tensione e giocare di squadra, perché fino a quando l'abbiamo fatto non siamo andati in difficoltà. Poi obiettivamente, preso il primo gol, ci siamo un attimino allungate e ci hanno bucato quasi subito, hanno fatto il secondo gol, siamo stati bravi, è tornato fuori il nostro orgoglio di squadra che non molla mai, e abbiamo riaperto subito la partita e abbiamo avuto anche qualche altra mezza occasione. Poi obiettivamente hanno preso il campo loro, hanno preso le misure, una squadra più esperta, superiore a noi in questo momento, e hanno allungato nel primo tempo. Secondo tempo.
E te, come dicevi proprio nel secondo tempo, se posso dire una cosa, mister, Cortecavanca sì, ha spinto, ha chiuso la partita nel primo tempo, nel secondo diciamo che ha giocato un po' di melina e forse un po' gliel'ha permesso anche il Vittorio Veneto. Sì, allora, secondo me non era ancora chiusa la partita nel primo tempo, erano in doppio vantaggio, ma questa squadra ha dimostrato più di una volta di poter recuperare da un doppio svantaggio. E noi abbiamo provato ad aspettarle un pochettino di più e poi ci siamo un po' allungate. Loro obiettivamente hanno fatto girare la palla cercando di attaccare la profondità con tempi giusti, e non sempre l'hanno fatto. Quando l'hanno fatto hanno fatto anche il quarto gol. Mi spiace perché il risultato è un po' pesante, più del dovuto secondo me. Abbiamo di nuovo sbagliato un calcio di rigore. Proprio lì volevo arrivare, mister. Se c'è qualcosina magari da sistemare su questo punto. Proveremo magari i calci di rigore. Non punto tanto sul calcio di rigore, preferisco che si provi a giocare a pallone. Noi lo stiamo facendo, stiamo cercando di farlo. Ho fatto i complimenti alle ragazze a fine partita per la prestazione, per l'atteggiamento, perché secondo me questa è una partita che ci insegna molto e ci fa crescere molto rispetto a partite che sulla carta possono sembrare più semplici. Abbiamo quasi chiuso il girone d'andata, secondo me in maniera discreta, Ma anche in crescendo, secondo me. in crescendo in maniera discreta, però io non mi accontento. Credo sia nelle nostre corde fare qualcosina di più e qualcosina di meglio. Lavoreremo per farlo già a partire da martedì. Con Cristian Bigaran, un primo bilancio di questo girone d'andata, cosa ne pensi? Allora, girone d'andata che andrà a concludersi comunque domenica prossima, con l'ultima in casa contro la Triestina. Diciamo che ad oggi possiamo dire che siamo contenti di come sta andando, di come sta procedendo, tenendo presente che abbiamo una squadra comunque molto molto giovane, abbiamo un'età media di poco più di 20 anni. Stanno maturando, stiamo crescendo. Oggi purtroppo è avuto un passo falso contro comunque una discreta squadra, non dico di più perché comunque non abbiamo il risultato finale non rispecchia completamente l'andamento della gara. Loro hanno avuto sicuramente delle occasioni, noi abbiamo fatto sicuramente degli errori che a questi livelli qua purtroppo non puoi permetterti. Però le ragazze ti faccio comunque un applauso per come si sono comportate, per l'atteggiamento. Stiamo crescendo e sicuramente avremo un bel girone di ritorno. Era un po' quello che ci si aspettava da questa squadra, insomma, da inizio stagione. Certo, quando siamo partiti anche noi non pensavamo di essere in questo momento in questa posizione. Quindi devo dire brave le ragazze, brava lo staff, il girone di ritorno è molto lungo, non abbiamo purtroppo pause, quindi siamo con un numero abbastanza contato di ragazze, abbiamo avuto diversi infortuni, quindi dobbiamo comunque pensare a quello che è stato fatto fino ad oggi e quindi con delle buone prospettive per il girone di ritorno.